Paolo Brotto, non rompere i coglioni per questo video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Elementor e nello specifico andiamo a vedere come creare un modulo di contatti utilizzando il tema Hello, il tema ufficiale di Elementor ed Elementor Pro. Ma prima di tutto, iscrizione al canale, like al video, lasciate un commento se avete bisogno e attivate la campanellina per chiedermi qualsiasi cosa. Sapete già che rispondo a tutti. Sigla! Avete fatto? Grazie millissime. Allora, torniamo a parlare di Elementor. Riparto proprio da il layout che avevo creato quella volta che abbiamo fatto l'altro video su Elementor. Quindi vi ricordo che io non uso Elementor per lavoro, cioè i miei siti web non vengono fatti con Elementor. Io preferisco utilizzare Gutenberg e costruirmi tutte le mie robettine a mano. Elementor è uno strumento che invece utilizzo quotidianamente ai corsi di Digital Marketing di Veneto Formazione, dove utilizziamo ovviamente Elementor e il suo tema predefinito per poter insegnare a dei ragazzi che non devono imparare a fare siti come crearsi velocemente un sito ed imparare a gestirlo. Allora, nell'ordine, vediamo come creare un modulo di contatti, che è una cosa che può succedere molto spesso di dover fare all'interno di un sito per un cliente o anche per una landing page. Entriamo nella bacheca di WordPress e la prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a crearci una pagina di testing. Quindi aggiungo una nuova pagina, la chiamiamo contatti. Adesso ovviamente io sono in locale, quindi non me ne frega niente di salvarla come bozza, la pubblico direttamente, pace all'anima e chi se ne frega. E una volta che ho fatto questo passaggio vado a fare la modifica con Elementor. Benissimo, allora questa è la mia pagina. E qui voglio creare il mio modulo di contatti. La prima cosa che faccio è quella di andare sulle opzioni dell'impostazione qua sotto e nascondere il titolo. Dopodiché vado qui e mi creo una sezione. Dentro questa sezione, cliccando sul più qua dentro, vado a prendermi un modulo. Se avete Elementor Pro in inglese, invece di modulo dovete scrivere con form, se non ricordo male. L'ho scoperto ieri sera durante una lezione, ma non la sapevo questa cosa. Quindi prendo il mio bel modulo e lo vado ad inserire dentro la mia sezione e abbiamo già creato il nostro bel form predefinito, quello che nel modulo di Elementor ci viene già mostrato come opzione predefinita. Questa cosa la fa anche CF7, vi crea già un modulo predefinito da utilizzare. Allora aggiorniamo e andiamo a visualizzare l'anteprima di questa pagina. E vedete che abbiamo ovviamente il form che prende il template del tema su cui stiamo lavorando, dopodiché si può modificare ovviamente tutto e ci propone nome, email e messaggio. Andiamo adesso a vedere dove si trovano le impostazioni. Allora, in prima battuta però voglio creare un po' di spaziatura, quindi vado qua dove c'è il margine e andiamo ad aumentare un po', così che possiamo creare un form anche visivamente un po' più carino. Aggiorniamo. Ok, adesso si vede quello che facciamo. Molto bene, allora torniamo alle impostazioni del form. Allora, qui abbiamo i campi, vedete? Possiamo vedere nome, email e messaggio, che sono i tre campi che ci vengono mostrati come anteprima. Ovviamente possiamo eliminarli, possiamo duplicarli, per esempio se clicco qui posso andare a modificare un secondo campo, apro cliccando proprio dove c'è l'etichetta. Da qui possiamo scegliere eventualmente la tipologia di campo. Questo qui lo chiamiamo, che ne so, cognome. Cognome. Ok, se il campo dovesse essere richiesto mi basta mettere la spunta qui. Il campo diventerà obbligatorio. Qui posso andare a definire le dimensioni dell'input. Se clicco per esempio 50%, vedete il mio input diventa 50%. Volendo, a questo punto, potrei anche prendere nome e portare anche questo 50% e Elementor automaticamente li andrà ad affiancare, così creiamo una situazione un po' più carina. Chiudo. Per qualsiasi altro elemento io voglia aggiungere, mi basta semplicemente cliccare su Aggiungi elemento. Qui abbiamo tutti gli elementi possibili e immaginabili, vedete? Email, area di testo, URL, telefono, radio, seleziona, checkbox, accettazione. Aggiungiamo questo. Quindi per l'accettazione ci basta semplicemente andare ad aggiungere qui il testo. Dichiaro di aver accettato la privacy policy. Mettiamo pure il campo come richiesto, ricordatevi però di non metterlo preselezionato perché il GDPR non lo prevede.
quindi lo lasciamo così. Ok, questo in teoria dovrebbe essere un link che rimanda alla pagina privacy per migliorare l'esperienza utente, ma non mettiamo ovviamente nessun tipo di etichetta perché non ha alcun senso. Ah, mi sono dimenticato, qui su in alto, se volete, possiamo andare a creare il nome del nostro form contatto, contatti, che dir si voglia. Bene, fino a qui, come potete vedere, è facilissimo. Poi per andare a formattare i vari campi, eccetera, abbiamo lo stile, dove ci sono una montagna di cose che possiamo andare a fare, e abbiamo l'avanzato, dove ci sono un'altra montagna di cose che possiamo andare a fare, come sempre accade quando lavoriamo con Elementor. Non mi interessa mostrarvi questo perché non ha alcun senso al momento, voglio dire, tanto ci smanettate e lo formattate come volete voi. Qui sotto invece abbiamo una serie di opzioni. I pulsanti, in questo caso stiamo parlando del pulsante di invio, che può avere diverse dimensioni, vedete? Se ad esempio facciamo un pulsante medio, possiamo andare a valutare una larghezza della colonna, che può essere della dimensione che vogliamo noi. In questo caso, se tengo la larghezza 100% pulsante medio, posso averlo giustificato, quindi occupa tutto lo spazio disponibile, oppure posso andare a metterlo a sinistra, a destra, oppure al centro. Qui sotto possiamo andare ad inserire l'etichetta, cioè quindi questo testo è lo stesso che vediamo scritto qui su. Salto un attimo azioni dopo l'invio e andiamo a vedere email. Ecco, questa è la mail, la strutturazione della mail, dove andare ad inserire i dati. Quindi qui andiamo ad inserire il destinatario, qui andiamo ad inserire l'oggetto. Questo shortcode mi permette di andare a recuperare tutti i campi, all fields, quindi tutti i campi verranno inviati. Se per qualche motivo non volessi inviare tutti i campi, non devo far altro che cancellare questo e decidere quali sono i campi che voglio inviare. Supponiamo che volessi inviare solamente il messaggio, mi basta andare nella sezione del messaggio, cliccare e andare nella sezione avanzato che si trova qua, vedete? E qui troverò il field dello shortcode. Copio questo e lo vado ad incollare dentro al posto di all fields. Facilissimo. Torniamo all'email. Qui andrò a inserire l'email del sito, il nome e qui eventualmente un'email di risposta. Altre operazioni che potremmo aver bisogno di fare dentro il nostro form. Bene, per avere delle azioni differenti dopo l'invio possiamo cliccare qui ed aggiungere, vedete, qui c'è scritto email, ma se faccio un clic qui mi si apriranno un'altra serie di operazioni che posso andare a fare grazie a questo form di Elementor. La prima sicuramente potrebbe essere quella di avere una seconda email che vado a compilare, cioè quindi che non arrivi a me che sto ricevendo il messaggio, ma una classica email di ringraziamento dove potrei andare a dire al mio utente che ha appena scritto: grazie per averci contattato, ti risponderemo al più presto. Ovviamente a questo punto qui è necessario mettere lo shortcode del campo dell'inviante, cioè quello che viene scritto qua dentro. E un'ultima cosa che vi volevo mostrare in questo video è la possibilità di andare a fare un reindirizzamento, cliccando qui, verso una pagina thanks, per esempio una pagina grazie, ok? Quindi nel momento in cui viene inviata l'email, che adesso non posso testare perché sono in locale, posso andare a pensare di reindirizzare a questo indirizzo. Il modo più semplice per mettere il redirect qui è semplicemente quello di andare a prendere, che ne so, supponiamo che pagina di esempio sia la mia pagina di atterraggio, mi prendo il link della pagina, lo copio e lo vado ad inserire qui dentro e salvo. La pagina di ringraziamento è molto utile soprattutto se vogliamo andare a intercettare e monitorare le conversioni che facciamo magari da una landing page. Quindi è sicuramente un qualcosa che il SEO vi chiederà di fare nel momento in cui deve andare a verificare le conversioni. Ok? Quindi vedete che anche questa cosa qui con Elementor è veramente molto facile da fare. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questo video su Elementor vi sia utile. Per tutte le varie ed eventuali non esitate a scrivermi nei contatti, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima, come sempre grazie di cuore, see you next time!